Buonasera a tutti e grazie di essere qui così numerosi sotto il nostro tei. Per questa 15ª edizione in onore di avere con noi Gigi Maieron e tanti altri che ci conteranno e ci ricorderanno due personaggi e due musicanti, Pacà e la Cecilia. Però noi vogliamo anche ricordare il nostro paesano Genesio con tutto il cuore. Buona serata e lascio la parola a Nicola. Buonasera, mandi a tutti. Furlan o Taglian? Furlan, sei sicuro? Sì, va bene. Allora, grazie di avermi invitato. Arriva una stagione invecciante probabilmente. Era una stagione che tu senti se bisogna di ringraziare, di dire grazie. Di grazie a tanta gente che tu hai incontrato, che tu hai per strada magari. E onde è sempre un gran debito con la Ciarni. In Ciarni io ho cominciato a camminare, avevo 2 anni, quindi figurarsi, è passato tanto tempo. E la gratitudine è che hai imparato tante robe, come, dato che sin stasera favelà di Genesio e da Ceci, come la musica. Io la chiami la musica da luz, perché da queste svalade io l'avevo sempre di là, che di guarda alle serse, che sa benissimo la storia. I primi ricordi che io, i primi ricordi che noi la canzone di Gigi, i primi ricordi sono proprio che da musica. La musica era una roba abbastanza non frequente, sicuramente lei lavorava, aveva altri ce fa, però era in quei momenti lì. Allora il primo ricordo che io è proprio che chi Gino Tacus, Serse sa benissimo qui che lei aveva perduto voi in miniera e alla sera lui tirava fuori l'armonica, quando aveva io sorelli, tirava fuori l'armonica e rideva e sorrideva quando suonava. Lui era un suonatore, non era un musicista. Pacai non era un musicista, era un suonatore, che è Paolo, che poi dirlo, ma non era di manco di musicista, forse era in ancia di poi, vi sbagliato tanto, dovevo anche ringraziare io per la lezione che sono dato. Il musicante era tutta un'altra roba. Stasera il spettacolo favela proprio di questo. La bravura di suonare, che non è bravura per italiano. La bravura è un'altra roba, è l'orgoglio, il coraggio di suonare, il coraggio di sbagliare. Anzi, quando era in mularia, no? Era in rocchettari ovviamente, Gigi compreso, no? Le Zeppelin e altre robe. Questa che suonava musica popolare riteneva inferiore, riteneva semplice, così, faceva classifiche, confronti, no? Qui che è già più bravo, sbagliavano, non avevano capito. Ha di passare il tempo per accorgerti di dove che viene questa musica qua, di se la dresi che andà, come che Yarbo e chi. Sono musiche semplici, ma la musica semplice non è una musica banale, non è una musica inferiore. Dipende qui che la suona, dipende qui che la canta. Trio Pacai, che è una leggenda, e Cecilia e Fogli di Catrabanda sono 2 leggende che dopo sconteranno. Questi sono i riferimenti, restano gli esempi. Non vengono di fare monumenti a questi cari, vengono di suonare la loro musica. Musica che viene dal cuore da Int e che torna dal cuore da Int. Senza domandare, senza pensiero, senza nulla. Fa un bal, fa una cantata, ma sta insieme. Il fatto che una piazza come questa, Cleules, che non c'è i marini sono usati in quel paese, ma io sì, ovviamente, e voi altri senza. Ecco, questa è la magia che ho lasciato in queste smonsa qui. La magia dal suonare insieme, dal darsi donge, come si dice per Furlan, di fare una cantata, di fare un bal e di fare una suonata in compagnia. Non importa se si suona bene o se si suona male. L'importante è che si suona e soprattutto si sta insieme. Questo ho imparato. Conosco tanta musica, studiato tanta musica nella mia vita, per l'amor di Dio. Però dopo tu vas a finire sempre lì. La semplicità, perché è un cuore d'amore, è un'anima d'amore che ti conta robe, che ti coinvolge, che non ti attacca, che non ti insegna, ma che ti clama dome donze. Ecco, so dal te che stasera si inclamas proprio di Pacai e di Cecilia. E come us conti la storia. La Carnia
microcosmo di piccoli paesi, di tanti campanili, di campi da coltivare, di figli da crescere, di inverni da mettere alle spalle. Mieli e pomieli, mieli, mieli, torni a di, quanche passi d'ogni mieli, vive voglia di vai. Poema era di mieli, 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 torni a di, mieli, mieli, tal sorelli, mieli, mieli, quale scuola. Il poema era di mieli, 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 torni a di, quanche passi d'ogni mieli, mi ven voglia di vai. Cleulis assomiglia ad un presepe che dall'alto scende a valle, qualcuno ci scherza,
Dice che se una gallina fa l'uovo, devi corrergli dietro per andare a prenderlo. Cleulis lo sa. Il suo Bosch Bandit era ostaggio di Venezia. La Serenissima vietava al taglio alberi, ma i Cleolans non mandavano giù il baccone amaro del divieto e le legna se le andavano a prendere di nascosto. Già avevano le scatole piene per Silverio, il dannato del Moscardo, che si prendeva le terre. Ma a Cleulis nasce Matizzamato. La famiglia da generazioni porta il soprannome di Pacai. Lui ha il compito di unire ciò che è disunito. Troppe lotte tra Venezia e Silverio. Serve un pacificatore, ma c'è un altro punto. Don Celso, il parroco di Cleulis, è originario di Cercivento, prete che porta Cleulis in alto. Non si contano i suoi interventi a favore della comunità. È un buon prete carico di umanità, ma c'è un però. Ritiene il ballo un peccato. Ci si deve confessare dopo ogni innocente festa. E qui il destino si diverte. Fa nascere a Cleulis il musicante che farà ballare più gente in terra di Carnia e in Friuli. Non è un compito facile. Il destino gli dà una mano. Gli manda un apripista. Tale Puntel Genesio è un omone simpatico e gioviale. I due amici debuttano alla grande. Si inventano un mostro di palude e gli danno vita e voce, attirando l'attenzione di tanta gente. Ma non è una fine, è solo un inizio. E la me poema era di mieli, 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 torni a di, qualche passi d'ogni mieli, mi ven voglia di vai. Cercivento, circumventi, circondato dai venti. La leggenda vuole che ogni buon vento passi a farsi un giro dalle sue parti. Forse sono i venti ad aver regalato al paese i tanti musicanti cresciuti sotto il Tenchia. In paese si è ballato in ogni osteria, in latteria, nelle piazze, persino sul monte Tenchia. Si saliva con il camion di Luca dal Pittor alla domenica per trascorrere la giornata in musica. Esiste al giorno d'oggi una corale a Cercivento che opera dal 1761, l'Onoranda Compagnia dei Cantori, 12 membri, divisi per le due frazioni di sotto e di sopra, 6 e 6, tutti maschi. I venti si sono coalizzati perché Cercivento diventasse la culla dell'unica vera donna musicante di Carnia.
Troppo maschilismo a Cersivento, pare abbiano detto. Diamogli una bella lezione ai maschi e ai cantori uomini. Facciamo in modo che sia una donna a portare l'esempio della musica montanara in regione, la principale rappresentante. La tradizione del resto è di casa a Cersivento, le ceramiche dei Citars, paese culla dei Cramars, scuole di cucito, una compagnia teatrale, una televisione videostrega. Il suo campanile appena costruito si è piegato di 10 centimetri. Il costruttore è scappato temendo un crollo. Dopo secoli, però, il campanile di Cersivento è ancora lì, una piccola torre di Pisa ad indicare che il paese vanta una leggera pendenza di stramberia e che ha voluto una donna a rappresentarlo in musica, Cecilia. Die Zora dan las noles, die zotta dan julops, 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 julops. Julops e la loparie conduce cande sot, e ciucciu in di zore, e ciucciu in di zot. Die Zora dan las noles, die zotta dan julops, 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 julops. Julops e la loparie conduce cande so. Amato Mazzi nasce il 6 aprile 1931 a Cleulis da Giacomo Mattiz e Margherita Maieron. Pacai è il soprannome di famiglia, è l'ultimo dopo 3 fratelli, Attilio, Gino e Vilma. Pacai cova un talento speciale. La musica lo ha scelto, ma anche il destino fa il suo. Non a caso, padrino di battesimo è Sant'Ulviti, talentuoso suonatore di armonica diatonica. Avere accanto un padrino musicante, crescere ascoltando le sue svisate, sono uno stimolo per il giovane Pacai. Pacai non sapeva di essere destinato ad essere il miglior musicante che la Carnia e il Friuli avessero mai avuto, ma c'era tempo, la strada era tanta ed in salita. Per arrivare in cima bisogna arrampicare. La Carnia non fa sconti, è terra di fatica, ci vuole buona gamba per camminarci sopra. Intanto Sant'Ulviti dava fiato alla sua diatonica a botons. Sotto l'insegnamento di Sant'Ulviti, Pacai prova e riprova,
La sua avventura da musicante non si fermerà più. Quel giovane non sa quanto lontano arriverà. Le dita imparano a conoscere i tasti neri e quelli bianchi, imparano il ritmo, imparano a girare. Le prime melodie prendono forma, si sviluppano a strappi, incertezze, errori non mancano. A tratti si ferma, riparte, prove su prove. Il tempo passa, il ritmo migliora, gli errori calano e viva! Il suo spirito da musicante gioisce. Serve tanto esercizio, ma una passione non calcola il tempo speso. I miglioramenti arrivano, si sentono, solo che c'è un però. Gli serve uno strumento suo e magari qualcuno che condivida la sua passione, che lo aiuti a rendere concreta la sua formidabile predisposizione. Puntel Genesio ha qualche anno più di lui, abita di Cadalaghe a poche centinaia di metri di distanza. Non lo sanno ancora, ma le loro strade si stanno per incontrare. Genesio suona il sax, anche lui cerca un compagno in musica e quel giovane dal ciuffo a onda gli piace. Genesio si arrangia un po' anche con la fisarmonica, ne ha una, ma non è il suo strumento. Hai Deitz Masse Grossa, amato. Glielo dice, non è il mio strumento, e gli presta la fisarmonica. Quel prestito diventerà un regalo, resterà un simbolo di amicizia e di complicità, la stessa complicità che li legherà per sempre. È la fisarmonica di Genesio ad aiutare il giovane Pacai a diventare il più talentuoso musicante di Carnia. Cecilia Boschetti nasce il 27 gennaio del 1937 a Cercivento, da Baritussio Augusta e Boschetti Pio. Fin da piccola dimostra un carattere fuori dal comune. È una bambina indomabile, energica, inarrestabile. Non ama i giochi femminili. La sua indole preferisce l'avventura e le compagnie maschili. È poco più di una bambina e il suo gioco preferito è la ricerca di munizioni o di armi lasciate dai cosacchi o dai tedeschi nel dopoguerra. Sua madre dice che era impossibile tenerla a freno. Ricorda quando per gioco fece esplodere delle pallottole lanciandole su un fuoco acceso. Una pallottola la sfiorò, ferendola appena, rimase viva per 1 centimetro. Sono tanti gli aneddoti a descrivere la sua indole ribelle. Solo un fatto la rendeva docile, mansueta, attenta. L'arrivo in casa di qualche musicante. Erano i suoi eroi. Si sedeva e ascoltava. Non perdeva una nota. Osservava
il movimento delle dita e lo codificava in modo misterioso e proficuo. Era piccola quando lasciò partire un frammento di melodia. Quasi per scherzo le misero una fisarmonica tra le braccia. Troppo ingombra, troppo esili quelle braccia, eppure partì una melodia che sorprese tutti. Anche a lei serviva uno strumento. Il doghe di Sutrio gli prestò la sua vecchia fisarmonica. Era uno strumento logoro e qualcuno gli chiese dove l'avesse recuperato. Anzi, fu più esplicito: «Ese un'armonica o un tramai passuris?» È una fisarmonica? È una fisarmonica o una trappola per topi? A Cecilia non dava peso alle critiche per quello strumento spompato. Passava ore nel fienile ad esercitarsi. Non era facile. Il mantice perdeva aria. Alcune voci andavano per conto loro. Presto si capì che anche a lei serviva uno strumento vero. Sulla Domenica del Corriere si pubblicizzava la fisarmonica Bagnini, ma suo padre non voleva buttare i soldi. Parlò alla piccola Cecilia: «Sei sicura che vuoi imparare? Sei sicura che non buttiamo i soldi?» Lei, che se ne stava sempre zitta, che una balbuzie la rendeva cauto, gli fece addirittura un giuramento: «Ti lo giuri su palcil, pari». Pio non se l'aspettava addirittura un giuramento, e sul cielo poi. Così l'ordine per la fisarmonica partì. Seguirono giorni febbrili per la piccola Cecilia. Non aveva la cognizione del tempo e già l'indomani era lì, in fondo al paese, ad aspettare l'arrivo del postino Vignut. Poi, dopo un mese di appuntamenti mancati, il grosso pacco arrivò. Cecilia divenne presto molto abile. Apparteneva alla schiera dei musicanti a Vorele, ai quali non serve conoscere la musica, perché è già parte di loro. Cecilia non avrebbe barattato il suo mantice di cartone per nessun uomo, per nessun amore. Valeva la sua promessa: «Te lo giuro sul cielo, padre». La prime volte un vinarsere chi l'hai chiatata in tanta viele e che mi ha detto c'è me che ste blusute che hai a due ere di sede ricamate con qualche rose qualche foe colorate di primavera
ed uccidin intorno di me. Iva videt, si tu sei sbiale, iva videt, fermiti un po', volevi che si facesse not subit, ma insise in che modi, ere di sede e ricamate, con qualche rose, qualche foglie, e colorate di primavera, ed uccidin intorno di me. Iva videt, si tu sei sbiale, iva videt, fermiti un po', volevi che si facesse not subit, ma era insise in tiemo di. Grazie. E tutto questo accadeva in territorio di Carnia, microcosmo di tanti piccoli paesi di figli da crescere, di inverni da mettere alle spalle. Carnia, alberi secolari e boschi verdi. La vocazione al silenzio era una caratteristica della Carnia. Non era buona creanza sprecare tempo con parole inutili, contavano i fatti. La valle, a forma di parentesi, è attraversata dal fiume But, che le dà il nome. Rigoglioso le impone un'idea di libertà. Dal nord del confine austriaco scende con il cipiglio del montanaro sbrigativo. La gente cresceva con l'odore di stalla appiccicato addosso. I legami resistevano. In montagna la vita profumava d'insieme. La montagna conservava le sue regole, sotto lo sguardo attento di Madre Misericordia. E obbediente a papà dovere. Da sempre buoni educatori abituano a rifiutare esagerazioni, a non imporsi per vanità. Ogni mucca conosce l'odore della sua stalla, ogni mucca conosce l'odore della sua stalla. Ognuno aveva le sue da sistemare. Tutti imparavano a mungere, impara e metti da parte, regola sana. Erano le piccole situazioni a far grande un territorio. La Carnia aveva le idee chiare, ci teneva la modestia. Gli animali facevano compagnia. Ogni casa contava nel retro una stalla. E allegria, mica tutti i profumi possono essere nobili. C'era chi lo pensava. Si viveva a stretto contatto, secondo il criterio della famiglia allargata, assieme a zie, nonni e cugini, in un clima di fiducia. Le porte di casa non si chiudevano, neppure di notte. Pastore a pastoreuta, ce faceso tutto il dì, i passoni las fiorutas, prima e dopo di miesdì, e sozzera ce faceso, i fas fuoco sul fogolar, i prepari la polenta, pa i pastor se palfedar, e di ignot qui sa ce straca, o dignot no pos dormir, che preand va in parnino, mi par sempre di morì, e qui esa il pochesnino, sciora l'eragno fantat, alle muerte l'aiutas grecias, velu us mostri il so ritrat.
vita gira con i suoi tempi, gira con i suoi amori, con i suoi doveri. La vita non è fatta solo di musica, è una regola che ogni musicante conosce bene. Amato emigra per lavoro in Lussemburgo e tra le sue mete. Il nonno suonava spesso con Pacai, un musicante di Cleulis, anche lui emigrante. Lo ammirava per il suo estro musicale. Pacai divertiva tutti. Le sue dita correvano velocissime sui tasti. Le serate erano davvero speciali quando c'era lui. Suonavano assieme nelle feste organizzate dagli emigranti. Non c'era fine settimana che qualcuno non li cercasse. I musicanti non avevano orari ed i ritardi erano la norma. Quella volta però avevano esagerato e la nonna era molto in pensiero. Erano partiti al pomeriggio del sabato ed era già domenica sera. Era passato troppo tempo. Era preoccupata, temeva il forest. Diceva che la Casinache ogni erba pas. Lì invece erano ospiti e ci voleva sempre molta prudenza. Durante la notte mi svegliò. La finestra era aperta e dalla strada arrivava della musica. Mi fece salire in piedi su una sedia e li vidi. Erano loro. Alle 4 di mattina davano un concerto nella piazza deserta. Era un modo popolare di trasferire la tristezza nell'allegria. Era il loro modo di spiegare le anime emigranti, spesso in bilico fra il sorriso per un'occupazione ed il pianto per la lontananza da casa. C'era anche la loro terra dentro a quelle note, e le montagne e il loro vino, e c'era il cielo del loro paese, nascosto dalle nuvole di quell'emigrazione. In quel quartiere di emigranti ci davano dentro come se avessero il pubblico delle grandi occasioni. Le luci delle case si accendevano, la gente non protestava, erano tutti al balcone. Suonavano per un pubblico grato, ogni nota metteva in moto un frammento di memoria, ogni nota muoveva qualche emozione, non era solo la musica, era anche il modo strambo di farla. All'estero, in una piazza, alle 4 di mattina, 2 friulani imponevano un'altra terra con suoni che liberavano profumi e colori e tante altre cose che ognuno sceglieva da sé. Una madre, un parente, una casa, un amico, un bosco. Era tardi, gli strumenti andavano riposti. Da lì a poche ore li aspettava il lavoro. Dal mio paese una giornata di paradiso. Sono svegliato e di mattina agli son di che stiamo panis, che un soffre di aria fine si l'aveva portata, une musiche nostrane che di fieste febe aven, di ligrie
il bracciaquella. Il bracciaquella è un segno di amicizia, un braccio sulle spalle del compagno e l'amico fa altrettanto. Un gesto di legame tra due amici, un intreccio simile alle radici sottoterra, un bracciaquel sotterraneo, radice con radice, che genera la vita in ogni albero. Un'amicizia da bracciaquel era quella tra Puntel Genesio e Amato Matiz, un'amicizia forte che non obbediva nemmeno alle regole delle loro famiglie. Loro due si imponevano al mondo con la grazia di due bambini, di due adolescenti, di due giovinastri. Difendevano l'amicizia con le armi in possesso, gli strumenti musicali. Genesio imbracciava il suo sax come fosse una cerbottana che soffiava note stridule cariche di sorrisi, di buon umore e di solarità. Pacai, con la sua fisarmonica, anzi con la fisarmonica di Genesio, caricava le sue pallottole di felicità, gioiose parentesi che via via acquistavano padronanza, leggerezza, incisività. Nessuna guerra nei loro sentimenti. La loro amicizia aveva il volto della pace, aveva il sorriso, senza vanità o vaneglorie, carica di un'umanità sorprendente, coinvolgente e vitale. Cecilia pareva un maschio rissoso, persino le gonne le indossava con fatica. Il suo cuore non si adeguava ad un modello stabilito. Quella ragazza piena di sogni strani pareva uscita da una favola del bosco. Saltava sulla moto di Papà Pio e accelerava senza patente. Cecilia correva sui tasti del suo strumento come correva sulla moto. Non perdeva tempo a stabilire il buon funzionamento dei freni. La giovinezza amplificava il suo suono. La sua primavera precipitava incontro all'estate. Cecilia imparava a tenere il tempo e a usare il mantice. La sua Genghe prendeva forma. Doveva allenare la mano destra. I bassi della sinistra sono pazienti, le dicevano. Pensa a far uscire la melodia, muovi la mano del cantabile. Vedrai che poi anche l'altra le verrà dietro. A 13 anni già suonava qualche brano. L'accompagnavano Pio e Lino di Clochiat. I commenti per Cecilia erano altalenanti. Deve ancora farsi, troppo legata, ha poca forza nelle braccia,
Lo sentiva anche lei che non riusciva ad esprimere l'energia che le correva dentro. Doveva trovare il modo di farla esplodere. Suonava e suonava e sua madre le impose di farlo nel fienile. Non era pensabile ascoltare uno strumento ancora incerto per tutte quelle ore. Qualche musico ci scherzava su: vedrai, Guste, le mucche ti faranno più latte al suono della fisarmonica. Cecilia non protestava per le prove al freddo. Il sacrificio era una condizione ovvia tra i monti. Il prim riguardo chi hai di te all'elto ridì il tuo amar e che maute fatte besole alle robe lontane, il prim pensier, l'estate tutte che robe parpo dei dì che la maute fatte persone alle un riguardo robe lontane che però leste i lati incuno forse par sempre robe lontane che sono ste e che ogni tanto il prim riguardo lo hai con me poiché penso mi spiato poiché la vita l'hai lontana mai al riguardo e non le può.
Sì, l'amicizia serviva in tempi dove far emergere la propria personalità spesso si scontrava con il regime della seriosità, dei compiti da assolvere, del dovere. Non sempre procedere secondo i propri ritmi veniva accettato. Un musicante lo sapeva. La festa era la festa, ma il dovere era il dovere e non si doveva esagerare. Amato rientra in Italia. C'è un'osteria bar da gestire, c'è un taxi da guidare, c'è un matrimonio che lo aspetta ad aprile del 1955 con Josette e una figlia in arrivo, Gina. Nasce nel giugno del 1956. La vita gioca le sue carte e non sempre è semplice tener tutto insieme per un'anima bizzarra come la sua. Un musicante, un artista, sa di cosa si parla, ma le anime speciali sono destinate a stare in alto. Le anime speciali sono destinate a volare, perché devono alleggerire le nubi, mostrare il bello che si nasconde. E Pacai capisce il significato di alleggerire le nebbie, conosce il significato di regalare speranza. C'è un'amica che lo consiglia, un'amica straordinaria che gli vuole un gran bene, ha un nome: musica. La musica non lascia in pace quel signore dalla pettinatura d'altri tempi e dal passo lento di chi pare ponderare ogni cosa. Un signore con due baffi sottili e un'espressione scanzonata. Sembra un moschettiere. Pacai, moschettiere al servizio del popolo e di Sua Maestà la festa. Ma al posto della spada Pacai porta una fisarmonica. Chissà, magari non è a caso che il trio che si genera nel tempo con l'ingresso di Paolo Morocutti, autore di brani memorabili, diventi poi un quartetto con l'arrivo di Stefano Paletti, la voce che accrescerà l'anima del gruppo. I quattro moschettieri: Matiz Amato, Genesio Puntel, Paolo Morocutti e Stefano Paletti. Il quartetto vola da una parte all'altra del mondo, a portare ricordi, a rimettere in sesto sogni perduti, a rinnovare speranza, a fare del bene, a calmare nostalgie. Ma i quattro moschettieri non dimenticano i paesi, le frazioni, i borghi del loro Friuli. Ovunque serve, il trio va. Il moschettiere Pacai trascina i suoi verso un'incredibile avventura lunga 20 anni, un successo ineguagliato, unico nella storia di Carnia e di tutto il Friuli.
Cecilia era del partito della fisarmonica, ma anche del partito delle donne. Per molte Cecilia era una piccola consolazione e si rallegravano che al posto del rastrello o della gerla imbracciasse uno strumento musicale. Le vicende dure a cui sarà costretta le cuciranno addosso una crescente autorità secondo il principio che l'ammirazione sceglie spesso chi non si fa piegare dagli avvenimenti negativi e senza problemi o proclami si adopera per superarli. La sua condizione di ragazza madre le dava i primi meriti. Lei era del partito della fisarmonica, della maternità aperta, della libertà, del fare il contrario di ciò che ci aspettava da una donna. Il partito della fisarmonica contava una schiera di gente come lei. Il partito della fisarmonica portava benefici reali, concreti, pretendendo in cambio solo un bicchiere di vino ed una fetta di salame. Lei, Cecilia, non si sentiva al di sopra di nessuno, anzi, al contrario, dava del voi a tutti, sicura di essere una piccola donna, soprattutto con difetti, a volte sfrutta i pensi di essi fatte sbagliate. A volte, ragazzo, penso, a volte figlio, penso di essere fatta sbagliata. La sua esuberanza, la mancanza di strategia, l'incapacità a far emergere il proprio talento erano lì a dimostrare che quella bambina cresciuta ma mai adulta usava il suo strumento come un grimaldello per farsi un po' di spazio, ma ci voleva tempo. La sua musica si valeva dell'accompagnamento di un amico, Bino. Si esibivano senza pretese, senza strumentazione adeguata, solo per il piacere di suonare, di far sentire la propria voce, anche se ancora non era intonata a dovere. Cecilia era ancora troppo giovane per raggiungere i cuori di tante persone, tuttavia era sulla buona strada. Giovanni era un ragazzo semplice di Cleulis, vicino a Paluzza, buono e carico di pazienza, la persona giusta
per una come Cecilia. Grande lavoratore, di poche parole, non aveva da obiettare sulla passione musicale della morosa. Si era fatto avanti timidamente, ma Augusta lo aveva incoraggiato. Cecilia si accontentava della compagnia di quel corteggiatore discreto, ma non mostrava interesse a chiudersi in casa con un uomo, fosse pure per dare un padre al figlio. Non le interessava cancellare la figura di ragazza madre che riverberava tra le mura del paese sapendo un po' di peccato. Lei stava bene da sola, non digeriva compromessi e limitazioni. A me non importa niente di quello che dice la gente, io non mangio a casa loro, commentava. Comodo ragionare così, Frutte, ma ci sono obblighi, doveri, sei madre e non si può lasciare che lo chiamano figlio di nessuno, le faceva notare Augusta. Le amiche di Augusta e il mormorio del paese premevano per una sistemazione definitiva. Non era pensabile che una ragazza così giovane restasse in quelle condizioni. Una famiglia a metà non era una cosa naturale né accettabile, tanto più considerato il suo carattere. Chi pensa a mantenere te e tuo figlio? La fisarmonica? Insisteva Augusta. Io no, di certo, o vai a fare la serva. Era l'unico lavoro sicuro destinato alle donne di Carnia, a servizio in qualche casa da ricchi in città. Ma era una possibilità che Cecilia non prendeva in considerazione. E allora? Noi ti diamo una mano, Cecilia, ma c'è bisogno di un uomo che veda di te e di un padre per Luigi. Anche Pio si aggiungeva al coro e faceva sentire la sua voce. Giovanni è un buon diavolo, è l'uomo giusto. E poi se ti sposi sarai attaccata a casa, qua vicino, cosa vuoi che sia? Pio e Augusta si fecero in quattro per costringerla a mettere la testa a posto. Piano piano le insistenze andarono a buon fine, anche perché Giovanni adottò la strategia giusta. Andava a trovare l'amorosa, le portava qualche piccolo regalo, le mostrava tutta la sua pazienza. Era un uomo di poche parole e la sua semplicità finì per piacere a Cecilia. Forse le diede il senso di una solidità che sapeva di non poter offrire lei al figlio. Così un giorno arrivò la bella notizia. Cecilia aveva deciso di sposare Giovanni. Cecilia e me mari, ma anche la sua armoniche, musiche a richieste, musiche a memorie, da fieste in latterie, a suonare finta binore, la inta portava il latte e ella suonava per un'ate ore. Genesio Culliron alla sunat per 70 anni, al partive ad ore e a non tornave mai. Alla portati il sorelli, denti in ogni chiase, il sodinta rideve, il sobassal ballave. E Beppi Manarin alla scalati il campanile
e dalla sua ad alt ha fatto de serenade al cielo. Al suonava plan e al metteva il turbo come no one the pose. Ai son due più furbos, un musicante al fas sentì non fratagno. Il suo strumental vai con lui e con lui arriva. Un musicante al suone, musiche nuove o di IT Steams, suone chitarre, suone l'iron, suone il violin. Un musicante al fas sentiva solo non fratagno. Il suo strumental vai con lui e con lui al rit. Un musicante al suone, musiche nuove o di IT Steams, suona violin, suona l'iron, suona violin. Suona parce di sì, parce che ti ven voi, suona parce che fieste e il beviano si pae. Ande ragions da vendi, ande sempre un motivo, il musicante al suone e al batti il timp colpito. Pacai al metteve ad il vai e l'allegria. Pacai che conosceva vite muardi ogni picciole ostarie. Vignuz cada l'Austria, ambalato te la sera. Pacai per saludarlo alle lati in Austria con la loro corriere. Oh, musicanti fas sentive solo un non fratagno. Il suo strumental vai con lui e con lui arriva. Oh, musicante al sa musiche nuove o di IT Steam, suone l'iron, suone chitarre, suone violin. Cecilie a Mari, ma era anche la sua fisarmonica, musiche a richieste, musiche a memoria. Amato al metteve ad il vai e l'allegria. Pacai che sapeva vite morte di ogni piccole ostarie. La festa cicatrizzava, risollevava. Pacai svolgeva questo compito con bravura. I suoi brani, il suo stile, avevano una marcia in più. Cecilia lo considerava un maestro, lo ammirava. La musica di Pacai entrava nel suo repertorio. Anche lei ne traeva conforto. I brani di Pacai diventavano motivo di ispirazione per i brani che incominciava a buttar giù anche lei. Cecilia voleva emulare il suo maestro, fare sì musica popolare, eseguire sì motivi che si adattavano al ballo, ma voleva fare anche musica sua. E Pacai era il miglior maestro, era il miglior esempio. Anche nello stile Pacai era un maestro e nell'esecuzione. Cecilia provava ad accorciare la distanza che li divideva. Ci voleva tempo, lo sapeva, ma voleva riuscirci. Tra loro due c'erano 6 anni di differenza. Sei in chiamò piccole Pacai a confronto di te. Po ben, si cresce, Ceci, un po' chindì si cresce tutti. Amato le dava fiducia. Pacai
aveva un ascendente su di lei, si rispettavano. Amato la difese, negando ai carabinieri quanto capitato nella sua osteria. Cecilia aveva fatta a botte con due che l'avevano imbrogliato. C'era andata giù duro, proprio nell'osteria di Pacai. Amato lo aveva negato ai carabinieri. Non c'erano state liti nel suo locale. Anzi, la sua indole si mise dalla parte del più debole. Cecilia, durante il furioso combattimento, gli fracassò 2 sedie. Lui rifiutò il risarcimento, le disse che partecipava alle spese, che la solidarietà tra musicanti veniva prima del proprio tornaconto. Le sale da ballo erano poche. Di solito si utilizzava la sala di un cinema, di un dopolavoro. Molto spesso si suonava nelle latterie. Inizio ore 21 fino a mezzanotte, poi pausa fino all'1 e poi ad oltranza finché c'era gente in sala. Una volta alle 5 del mattino alla latteria di Colina la festa era al culmine, così, dato l'orario, la latteria riprese la sua funzione di raccolta latte, ma senza esaurire quella di sala da ballo. Le donne che arrivavano per la consegna del latte si accomodavano allegramente nella festa. Si ballava con las dalbines o con las sciuculas. Eppure, in questo clima di montanara rusticità, una novità si faceva strada, scalando anche le strade più ripide di Carnia. La musica cambiava forma, nuovi generi spandevano note di rottura, nuove canzoni scaldavano i cuori dei più giovani, aderivano a nuovi bisogni, all'inquietudine giovanile, al bisogno di indipendenza. Il blue jeans
prendeva le distanze dal pantalone di veluto o di fustagno. Le scarpe di tela facevano il muso duro agli scarpezzi. Nuovi spazi si aprivano, i passaggi di generazione che fino a quel momento avevano portato pochi cambiamenti fecero un triplo salto mortale. Han spento già la luce, son rimasto solo io e mi sento il mal di mare. Il bicchiere però è mio, cameriere lascia stare. Camminare io so, l'aria fredda mi sveglierà, oppure dormirò. Guardo lassù la notte, quanto spazio intorno a me. Sono solo nella strada, insieme a te, insieme a te. Guarda che al mondo c'è quello che tu stai cercando. Guarda, guardati vicino, ci sono io che sto aspettando te. Lo sai che ti amo, che voglio solo te. Dio, sono sicuro non potrai mai fare a meno di me. Lo sai che ti amo, che voglio solo te, solo te, te.
Mi dispiace di svegliarti, forse un uomo non sarò, ma ad un tratto so che devo lasciarti. Fra un minuto me ne andrò e non dici una parola. Sei più piccola che mai. Nel silenzio morderai le lenzuola. So che non perdonerai. Mi dispiace, devo andare. Il mio posto è là. Il mio amore si potrebbe svegliare. Chi la scalderà? Strana amica di una sera, io ringrazierò la sua pelle sconosciuta e sincera, ma nella mente c'è tanta voglia di lei. La Carnia vedeva il cambiamento entrare nei paesi. Cambiavano le abitudini, ma le serate di Cecilia, anziché perdere consensi, diventavano sempre più affollate, e ancor più le serate di Pacai e del suo trio. Le persone riprendevano a far festa al ritmo della tradizione. I più giovani seguivano il nuovo, ma non abbandonavano il sentiero dei genitori. Il rispetto per la tradizione continuava, anche in musica. Dopotutto si cresceva in quell'ambiente, faceva parte del bagaglio montanaro, aveva un'importanza per la comunità, si stabiliva ancora la legge dai vecchios. Cecilia continuava ad incamerare quota rosa per i suoi modi e per quello strumento che esibiva con sempre maggior profitto come un bene al servizio di tutti. Pacai era strepitoso, al massimo dell'energia. La gente ammirava quell'uomo senza vanità, capace di alleggerire pesi e preoccupazioni. Alle umbiel vivi, fruz, chialais intorn, viodei c'è fortune chi vin. Pacai non si rappresentava con enfasi, lavorava al servizio delle piccole emozioni e lasciava percepire che anche posti piccolissimi come il nostro erano in grado di esprimere un enorme livello di umanità. Era una forma di grandezza che la sua musica disegnava. Cecilia e Pacai riuscivano a concretizzare grandi sentimenti con semplici note, anche se non sempre le scale musicali erano perfette, anzi, nel loro mondo l'imperfezione diventava un'arma in più, perché non rappresentavano solo il meglio, ma anche il difetto, la mancanza. Perfetti noi, mai po' mai, perfetti noi, mai po' mai.
vederti adarci insieme, tu cui pista Sabaon, pianta e passa l'ore, di stirazzo l'ombrellon, tu ti accorso tanti svos, di svedesto de specilas, son vignuti dai lor país, cacitiavi tutti amici, lignam di te, oi tan riguard, so che t'occi, in quel tuo mar, io hai passato, io hai vivuto, il vino i bielli che neghiare gioventù. Alla sera ci chiamine, vai giardin se via in flor, e nude un'armonia di rugiose e di color, e dal mare sta per son la voce dal pesciador, cal preparerà so barchier, per tornar al suo lavoro. Lignam di te, oi tan riguard, so che t'occi, in quel tuo mar, io hai passato, io hai vivuto, il timbro i piedi che vecchiare gioventù, l'ignam per me non sta a cambiare, resta tu sempre tra gli fluvieri dal Notas, musiche e riguards che si mascedin dal casselin da memorie, perché questi personaggi che hanno chiesut la tele musical da nostra gioventù. Anni 70 non erano tutte le modernità di voi e durante la fiesta passare un'età in compagnia. Pacai era un di quei appuntamenti che non si poteva mangiare. Via per l'estate, donde dei tanti suonadori che si davano una volta, era il passaggio anche degli emigranti che passava proprietà per implare i tialdirs da nostalgie per poter iurire dopo via dal forest. In 1974 ho fatto la mia esperienza, la prima esperienza fuori dal paese. Eri tra Bologna e Pistoia in un cantiere, facevo il manovale, i paesi di Castellina Pasi, le Casadei e via, insomma. Quindi, nei momenti liberi da fiesta si lava a fare un bal in questa balera sotto le osterie, quando era un tipo di piazza di fur, come era qui da noi, una fisarmonica e un'altra, era subito fieste.
Tra i paesi che erano aventi dal lago di Suviana si lava Porretta Terme, Castel di Casio, ma era un paese in particolare, Treppio. E allora noi la domenica lavim a Trepp. E a Trepp, da queste osterie che erano dos giovanas, andava un jukebox. 3/4 di discos romagnui. Ma i paesani, che erano tanti da Sursuvin, da Sud, da Tamauda, enti da Sud Monai, già qualche anno prima il cantiere l'aveva avanti un po', che aveva portato via il disco di Pacai, e così Fantasia Slovena, valzer di Pacai, Primavera in Carnia, al girave dal paese di Trepp per essere trovato più volte se non portarlo via. E anche noi, il avevamo a Trepp, per implà, per urì, da che ti al dirs, da nostalgie, e la recomiesi da Pacai. Facciamo un salto in Tiamò. 1977, campo estivo, da ogni colline, da Canobio, da quel boscotto. Sabato sera, dalla terra di colline, suonava la Cecilia. Stiampati fuori dal campo e via a ballare in scarpone, su un cassiere. La notte non finiva mai. Deve andare a rientrare perché aveva i compiti di là, io di che faceva da mangiare la colazione e via, ma la musica quando si sbisia sotto i pisa non si arriva, no? Si è arrivata alle 5 come diceva Gigi prima, e alle 5 binore arrivano le femmine a portare il latte. E stava sbaraccando in quel momento su una dors che ormai era in posto arrestata, e le femmine dicevano: ma Cecilio, noi si sta a muolgi, fanno suonare in tianuo. E così, a tor da Chialderi e da latterie, la Cecilia con le armoniche, le femmine avevano impoato il vagan, la sele e tutto, e ahí, alla recomiesi dal plan di Sore, e anche loro hanno avuto la loro parte di balla, per dire che anche i suonatori si vivono in sentimenti e di emozioni. E Cecilia, perché riguarda il nostro paese, proprio Ciorsuin, aveva un legame stretto anche con l'onorante compagnia dei cantori, faceva riferimento a Gigi prima, io sei anche ho un di che. E il 22 di novembre è Santa Cecilia, patrono dei musicisti e anche dei cantori, e la Cecilia ogni anno era messa, i cantori avevano due presenti, e presenta era anche la Cecilia. Ma il legame tra la Cecilia e i cantori era l'ultimo di dall'anno, anche noi per tradizione, in chiese per chiese, a cantare un'antica laude dal 1400, il Gesù Chiamin. Gesù, 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 ognuno chiami Gesù. E si va a chiesa portando questo augurio, facendo strofe per chiesa, si tacca da Pidisot. E noi, quando eri già un po' di ore da Candido, dopo che conosco su vinti, io devo la Cecilia Balacca e là da strada, perché aveva paura che passassi in senza entrata ai guai. Quando si arrivava su, entravi, io presente tanti anni che si passati da ieri, si entrava a destra del sofà, la fisarmonica o può a base di ogni sofà o sul sofà. A sinistra la televisione sempre in piede, magari senza il volume ma era in piede, e la cugina. E entrava in noi, la Cecilia aveva in miece preoccupate, 12 cantori, 2 denti da cusinute, prima lavoro era là a cerire il telecomando per studiare la televisione, tante volte se l'aveva sgarfata al telefono perché aveva da chiamare qualcuno che aveva da sentirgli su chiamini in diretta. E siccome chi faceva in nome 2 strofas, ogni tanto clamava che enche sossur, i multi facevano come che fossero in 2 fameas, e così facevano 4 strofas dal Gesù Chiamin. Allora si fa il chiant, buon finimento, buon principio, e l'ultimo, il cassiere, si ferma perché l'usanza gli dà il sop.
E in che l'anca sì, era Mario Boschet, che lo conoscesse, che sono i due figli, Luca e Lucia. Quindi Mario si è fermato e noi si nasce davanti a famiglie. E infatti il chianta che ha famiglia, Mario non tornava d'ogni. E voi vi recuperarlo. Ieri che due personaggi, immaginateci la scena, Mario suonava anche le armoniche. Mario con la fisarmonica, la Cecilia che lo chialava non troppo convinte e stava incerendo di capire se gli esuchiamini si poteva fare a valsero a polka. Queste pardi c'è molto che si crea che l'ambiente fa me e vivi dal paese e gli esuchiamini lo vintiantato proprio quando vi salutare Cecilia. Facendo un salto e scieri non srubi a tempo per riguardare un altro personaggio che in qualche maniera l'ha alleato, amato e la Cecilia, Genesio, perché quando le è venuta a mente amato, Genesio per tanti anni sarà suonato in con la Cecilia. E mi pensi quando avevo in contatto con lui in un momento particolare che si è andata a fare una chiacchierata in chiesa sarà stato intorno al 2014, lui all'era già callava verso i 90 anni e mi ha menata in questa ansute da memorie, dai riguardi, durante lui aveva fatto il piccolo museo con strumenti, con tutti i fazzoletti, i riguardi che avrebbe portato ogni da serata fatta attorno per il Friuli e per il mondo. Vinti a carato un'età, si pensava di tutto, di ognuno, di fotografie, se vie, aveva un riguardo particolare. Quando hai fatto una domanda, hai detto, Genesio, ti manchi amato? Genesio non ha avuto tempo di finire di dire così, aveva un piccolo implantut stereo, al mezzo un CD, al tol il bass, all'invia il CD. Io, con amato, i faccio nessunade ogni dì. Non sta pretendi che al cambi, non sta spietati un om diverso, hai sempre paura di ogni tua, sei un furlan cresciuto così. Quando eri piccolo d'ogni il fug, col tavegno pari ai sei amici, la loro bravura è riservata, barette, quarte e bicchierini. Mi manca il cibo del mio paese, la soin, i boschi si trois la confidenza dagli amici. Un fipardì che il mondo avanti, lui di così, l'invier si fa sempre più corta ai nostri scusi. Considerando che tutto passa come un lampo, che la speranza si consuma dai nanai, che si perdinga proprio un'immagine del mare. Non posso chiamare che l'estate al futuro. Non sta pretendi che non crodi più a tradizione sei mus di di la vita a gira senza soste Di smette a se non in amore
e da besoi girignato la muse dura e pusciera i si pierdini in ogni strada facinci sempre lucidi mi manca il cielo del mio paese, la sua int, i vostri troi da confidenze dagli amici, un pipardi che il mondo al mal più di così. L'invier si fa sempre più corta i nostri scusi, Considera che tutta passa come un lampo, che la speranza si consume dai nadai, che si pierde da prima. da pace, non posso amare che è stata Considera anche tutta il passo come un lampo, che la speranza si consume dai nadai, e si pierde in da immagine da pace, torni a Cerince che è stata al cuore del frutto. Ci voleva il bel carattere di Cecilia o di Pacai che andavano diritto per la loro strada, regole chiare a delimitare un cerchio di passione, la passione prima di ogni altra cosa, ma il tempo comune, il tempo dell'insieme si stava trasformando in tempo singolo, il contare per sé. Pacai e Cecilia lo rifiutavano perché significava far cedere il pilastro dell'architrave montanara assetata di umanità. L'evoluzione avanzava, non aveva pazienza, né ascoltava ragioni diverse. Loro combattevano con gli strumenti, con anime semplici, ma che sapevano dire tanto. Inguaribili combattenti, pronti a dimostrare quanta sana testardaggine si nascondesse in una passione. Tra i monti, ma sotto ogni latitudine, le donne hanno il merito della concretezza. Le donne vedono più chiaramente, si impegnano dove serve e sono più fataliste, non si danno mai troppe arie. A loro interessa la serenità della famiglia. Cecilia non sapeva descrivere a parole i moti complessi del suo semplice cuore, ma li codificava. Se una persona è triste, io apro la fisarmonica. Suonava per tutti, ma soprattutto per le donne, ognuno con la sua storia di fatica, madre, moglie, amante, infermiera e all'occorrenza capofamiglia. La sua musica conosceva bene l'anonimato in cui le donne svolgevano i loro compiti, conosceva gli spazi dove costruivano le loro piccole imprese quotidiane. Cecilia riservava loro la miglior musica. Cipo, Ceci, Cecilio, Cecilia viaggiava nei pensieri delle donne senza patente e loro salivano sulla sua moto e partivano per un giro con lei. Lei, che ne aveva passate di cotte e di crude, la miravano perché riusciva a buttarla in staire, ad esorcizzare i fatti tristi. Era un linguaggio forte, era musica che spogliava la vita, che diceva quanto di buono, resisteva nonostante le disarmonie, le sofferenze o le tragedie di ognuna. Lei era là, a spingerle in pista, ballavano, accaldate e allegre. È stato un sentito rapporto che ha generato una gratitudine reciproca. È stato un vantaggio
assistere a una serie di lezioni con la docenza di Boschetti Cecilia, priva di licenze scolastiche, priva di conoscenze musicali, ma in grado di parlare al cuore delle persone e di consolarle con il mantice di cartone della sua fisarmonica. La ballata è un componimento cantato, triste o allegro. È di origine popolare,
che racconta degli avvenimenti o accompagna le danze. Cecilia e Pacai assolvevano questo compito a modo loro, lasciando alle note la narrazione. Loro erano due piccole antenne che ricevevano un segnale, lo riassumevano e lo rimandavano con l'umiltà e la certezza di non esprimere suoni incerti. Le note di Pacai avevano il dono del racconto completo, correvano in superficie, ma mostravano la profondità. L'emozione coglieva tutti, senza distinzione di ceto o di formazione. Il suo linguaggio era una somma di conoscenza e consapevolezza. Era come se prendesse qualcosa di tuo e lo portasse a fare un giro tra le note della sua fisarmonica. Ti faceva vedere luoghi che ci appartenevano. Da quei viaggi tornavi sudato, ma ogni volta il ritorno era segnato dall'emozione. Il lunedì non mi voleva, il martes non me la sentivi, il mercoledì fossi la iodevi, il ioive chiuso per restauro, il venerdì era stracche, di sabi taglietta d'ore, domenica non bevevore, di sì. Ogni rose ha ne spine, vecchie, l'amorosa l'hai lasciate, no eri pariei, e se sei già la tontona, ma se come della storia intornate La memorose no è nininne, la memorose no è graziose, sui giare bielle non sta arrabbiati, i sei di chiesa all'hotel Libertà. La marazza non era gentile, la mia ragazza non era carina. Sono di casa all'hotel Libertà. Il 21 di giugno si festeggia San Luigi e Augusta usava fare sempre lo stesso regalo a suo nipote. Cose utili, di sostanze, donna carnica, calzini, mutande, canottiera, un pigiama. È andata così anche il 21 di giugno del 1983. Ma quel giorno non si è festeggiato. Quel giorno Pacai si sentì male. un dolor dal cur mi ven, d'utio devi abbandonare, patria e mamme ogni ben, e palmon mi toglie là, un dolor dal cur mi ven, d'utio devi abbandonare, patria e mamme ogni ben, e palmon mi toglie là. Una paresi alla parte destra. In ospedale piangeva, poche lacrime intime che ritroviamo ascoltando la sua musica rimasta tra gli ascolti preferiti. Le sue parole di quel giorno: a stu vioduce che mi è tocchiato. Hai visto cosa è capitato? Nessuno di noi aveva risposte. Dopo l'ospedale andavamo a trovarlo, si parlava. La musica non mancava mai nei discorsi. Gli faceva piacere mostrare la sua piccola officina
Un giorno eravamo lì, fuori dalla sua osteria Cleulis, eravamo una piccola compagnia di amici. I suoi compagni del trio Pacai erano partito per l'ennesimo viaggio. C'era Ennio a sostituirlo. Pacai aveva voluto la sua fisarmonica, la fisarmonica di Ennio per il trio. E lui li aveva accompagnati alla stazione. Diceva di essere spiaciuto di non essere insieme, ma subito ricordò le tantissime soddisfazioni che la musica gli aveva dato. Fruz, a si può enche sclopà. Era un suo motto, duro, ma esprimeva un principio che un uomo come lui riusciva davvero a pensare. Riteneva di aver avuto tanto dalla vita e non considerava il tanto che lui aveva dato. Il suo cane, un San Bernardo, gli girava attorno, attento a non urtarlo. Il suo cane, carico d'affetto per quel padrone speciale, fragile come una foglia d'autunno, che si preparava a lasciare il suo albero per volare in cielo. Quando fu Cecilia ad essere colpito da un ictus, nessuno di noi sapeva cosa pensare all'idea che dovesse lasciare la sua fisarmonica. Per lei era la vita e senza non c'era futuro. Cecilia sapeva che senza la sua fisarmonica non ce l'avrebbe fatta. Riuscì in quello che nessun dottore o centro di riabilitazione avrebbe potuto. Ogni giorno prese ad esercitarsi, preoccupata di dover esaudire le richieste che sarebbero arrivate con la bella stagione. Ore di prove per far ripartire la mano destra arrugginita. Noi pensavamo si stesse illudendo. Non ci credevamo, invece, anche se una parte della sua abilità rimase con la malattia, lei tornò ad esibirsi e il pubblico non faceva caso se non girava come prima, anzi c'era ammirazione. La sua fisarmonica fregava anche la malattia. Dopo 8 mesi
La sua mano tornò a girare e la sua fisarmonica tirò un sospiro di sollievo. Non voleva un pensionamento anticipato. Il medico la guardò e le disse: vuoi venire a tenere un corso di fisioterapia in ospedale? Io fui, Cecilia, io fui, matta di una musicante. Un mezzo miracolo, dicevano i dottori. Nessuna terapia avrebbe dato gli stessi risultati. Cecilia tornò in pista, davanti alla sua gente, che lo perdonava qualche nota sbagliata, qualche amnesia, qualche cedimento. Io fui, Cecilia, io fui. Pacai se ne andò presto. Un giorno di settembre del 1985 si erano divertiti lui e Genesio qualche giorno prima, un'ora di musica assieme, come ai vecchi tempi, assicurava Genesio con il solito ottimismo, e già ventilava una serie di concertini. Sinchiarniei, indure, non si mole. Pacai guardava il suo compagno ed era come se tutti i luoghi visitati tornassero a cercarli. Ne abbiamo combinate, Genesio, disse Pacai, e che non le nue, amato. I vini in che modi c'è combinare? Si pia il motor e si partisce. Ma non ci fu tempo. Cecilia prese in parte l'eredità musicale di Pacai e continuò anche per lui, riuscendo dopo tanti anni ad avvicinarsi al suo onorato maestro. In questo l'aiutò Genesio, che insieme a lei inscenò più di un concertino, un ultimo atto, con Cecilia e Genesio, a ricordo del loro amatissimo amico e guida Mattiz Amato in arte Pacai. Genesio se ne andò qualche mese prima di Cecilia. Cecilia le disse: non si può fidarsi da giovinezze, non ci si può fidare della giovinezza. Loro, 172 anni in due, si proclamavano tutelati dalla giovinezza. 6 mesi dopo, Genesio, nel marzo del 2017, la giovinezza si è distratta per la 3ª volta e anche Cecilia ci ha lasciato. Chissà se San Pietro ha preteso una suonata per aprire le porte del paradiso a Pacai, Genesio e Cecilia. Qua giù, come sentite, si parla ancora di voi, si raccontano nuovi aneddoti, piccoli segreti. Che energia, che vento tira lassù, e a feste come andiamo? Cecilia, Pacai, Genesio, ci mancate. La fisa di Cecilia.
fisarmonica di Pacai. Sono venuti a trovarci il trio Pacai. Ennio, Paolo, eccoli. Nice Mattis, Cecilia. Yuri De Reggi, Pacai. Daniele Maieron che interpreta Daniele Maieron. Roberto Selenati che interpreta Roberto Selenati. Dario Gionni. Celestino Vezzi. Il coro dei giovani canterini di Cleulis. E Gigi Maieron. Che interpreta, mi tolgono sempre il microfono, ho parlato troppo. Gigi Maieron che interpreta il figlio di Cecilia.
Grazie.